Bernardino di Mariotto, nel 1501, da Pompei si trasferì a San Severino, ove troverà la terra culturale ed emotiva d'elezione per le sue opere caratterizzate da una insopprimibile afflizione. Ed è con una deposizione che iniziamo. Siamo al quadro finale di una tragica rappresentazione. Tra gli interpreti, Maddalena prostrata ai piedi di Cristo, Maria e Giovanni affranti ne reggono il busto, mentre una donna pia raccoglie l'ultima carezza prima del deposito del corpo esangue nel sacello marmoreo, su cui un telo, dalla rigidità cadaverica, ci fa raccapricciare. A fianco di due angeli in umana disperazione, Giuseppe d'Arimatea si asciuga le lacrime senza mollare i chiodi dell'infamia. Nicodemo mormora una preghiera. Nel mezzo di tale trambusto, su un fondale nerastro, Gesù illumina la scena. Il bordo del corpo è disegnato in nero, una cesura che accentua il distacco, rafforzando l'effetto straziante. Lo stesso segno, la sua firma, usa nella deposizione oggi a Bergamo. Nelle altre figure appare egualmente, ma più sfumato. Un misurato compianto avvolge un Cristo in bellezza, non altrettanto per i pesanti panneggi inamidati di Maddalena e Giovanni, nonché dell'insolito lembo di lenzuolino penzolante dalla croce. A Serra Petrona, poco distante da San Severino, Lorenzo d'Alessandro, nel Polittico della chiesa di San Francesco, dipinse un Cristo egualmente incantevole. Bernardino, l'anno dopo la morte di Lorenzo, il San Severinese, abitò la casa di questi e certamente ne acquisì la clientela, nonché spunti artistici. Carlo Crivelli, nato a Venezia nel 1440 e morto a Fermo nel 1501, lasciando nelle Marche capolavori, tra questi il Polittico di Monte San Martino nella chiesa omonima, paese non lontano da San Severino. Il disegno con il colore nero, le mani ossute, deformi, sono tratti che in Bernardino abbiamo trovato e ritroviamo nella pietà conservata nella pinacoteca della città. Il segno tagliente è evidente nel sottocollo di Maria e nell'incontro tra la mano di questa e quella del figlio. Il compianto dei volti dolenti esprime sofferenza contenuta in un ambiente aperto, sotto un cielo azzurro ed una lontana città con una basilica, al cui culmine serge una croce. Non può essere Gerusalemme. Osserviamo Cristo morto. Il capo è riverso sulla sua spalla sinistra, ma non anche il busto, sorretto da Giovanni. Le gambe sono abbandonate e s'aprono e le ginocchia piegano le gambe verso sinistra. Uno studio accurato che merita la lode. La Madonna del Soccorso, avvolta in una raggiera dorata e da serafini dalle acconciature stravaganti,
scaccia con un gesto un demone clownesco, soddisfacendo il gusto popolare del burlesco. Che sia uno spiritello innocuo, lo attesta l'assenza dell'ombra. Interessante è l'impianto scenografico, con scale, finestre, archi, altane ed un tappeto che funge da sottovaso. Ci ricorda il citato Crivelli nella splendida Annunciazione con Pavone ed un movimento di figure, luci, ombre e chiaroscuri assenti nella Madonna del Soccorso. L'Annunciazione di Bernardino, su tavola di modeste dimensioni, costringe l'artista ad un encomiabile minimalismo. Sfuma il disegno, esalta il colore e la plasticità delle ali angeliche e rappresenta Maria dolcissima in attesa della colomba spirituale. La figura di Maria rivela il temperamento sentimentale di Bernardino. Lui, nel XVI secolo, in quest'opera, forse avverte un disagio. A Perugia, ad Urbino, Firenze e Roma, il Rinascimento impera e lui rimpiange, non forse senza ragione, la serenità del tempo che fu. Come contraddirlo? E se Luca Signorelli dipinge Maria in trono, impegnata in improbabile lettura sotto lo sguardo severo di Sant'Onofrio e sotto di lui quasi fosse una sala d'attesa, un pontefice aggrottato e assorto in qualche passaggio biblico, paludato da una stola stupenda, mentre un angelo pasciutello accorda la cetera e Battista, invecchiato repentinamente, si chiede come suo cugino sia bambino e lui, vecchio, un apostolo, alzando gli occhi al cielo, si trattiene dal rispondergli. Insomma, se un grande artista di città fugge dal realismo dilagante, Bernardino, in uno stendardo processuale, oggi in Vaticano, fa reggere a San Severino e a San Domenico un vassoio di rose con lei sopra in trono e mandorla di luce sotto un baldacchino sorretto da angeli che per noi cosa stupefacente con i piedi piegano il cielo quasi fosse un telo, anticipando di 5 secoli la teoria delle stringhe e dei possibili mondi paralleli.